Bella raga, ciao a tutti, il comandone veneziano, continua la Super League e siamo contro la Serbia, squadra straostica raga, ve lo assicuro. Eccola qua. Noi andiamo con la bianca. Kovacevic, Vlahovic, Savicevic, Savic, Mihailovic, grande squadra. Allora, vediamo un po'. Ora, Totto, io me lo piazzo Totto, sinceramente. Riva per Vieri. Ciro Ferrara per Nesta. Poi ci cazziamo Dino e anche Baggio. E diamo un po' di riposo a Buffonino e ci siamo. Boh. Sarà una partita difficile, ma dobbiamo assolutamente vincere per portare a casa altri punti fondamentali per la lotta, per la vittoria di questa Super League, che ragazzi sarà comunque dura, cioè tutta iper combattuta ragazzi. Vai! Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Ci si va. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Riva non ha giocato moltissimo, che sia l'attaccante migliore come qualità. Per giocare a calcio. È comunque un giocatore particolare Riva. I tifosi festanti Non è stato mai super in forma, un po' come proprio Vieri. Vieri Riva un po' le delusioni dal punto di vista forma, poi hanno fatto meglio sicuramente di Del Piero e Baggio, questo è poco ma sicuro. Mamma mia, subito che si soffre al Maracanã di Belgrado. Mancini, Baresi, in questa partita Pirlo, credo che Matic sarà fondamentale. La sua capacità Paolone, di proteggere la difesa è essenziale per la squadra, ma credo che oggi Totti, sarà determinante anche sulle Riva, palle inattive. Riva, vede veneziano, prova il sinistro, il Cume, mamma mia. Boom, subito al 9 minuto, Serbia 0, Italia 1. Veneziano fa un gol devastante. Guardate Pirlo qua, geniale Pirlo, per Totto. Riva, vede veneziano che di sinistro la insacca in rete. Davvero una grande partenza. Subito partenza importante per gli uomini del Mancio, che sia allenatore che giocatore. Che Scodella in avanti. Totti recupera un pallone strepitoso. Cecco vede Riva. Riva la dà veneziano. No, non ci credo. Dopo altruista qua Riva. Totti. L'Italia Peccato. si gioca fuori casa, negli ultimi 5 turni in trasferta ha sempre vinto. È una grande Italia. Vlahovic alla peggio nello scontro di forza. Fallo è anche piuttosto evidente per ma stai zitto. Mihailovic per Milenkovic, ma l'Italia c'è. Riva, la perde male Riva. Così senza varchi non avevano alternative. Tentativo di allungare. Attenzione, no, mamma mia, grande Pagliucone. Grande Gianlucone Pagliucone. Ottimo, una pila la butta fuori male Matic. La gioca sulla destra. Mette in mezzo il traversone. Brutto. Mamma mia, dormita italiana, ma ci grazia. Il Brasile europeo, cioè la ex Jugoslavia, adesso la Serbia. Ci ha graziato. Sta giocando adesso è la Serbia. Milenkovic Savic, autore dell'assist che ha portato il vantaggio nella scorsa partita. Grande movimento nello spazio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Veneziano. Vede Riva. Bravo Riva. Perde palla, fa una cosa bella e dopo la perde. It's incredible Cuba. C'è letteralmente una pioggia di cross in area. C'è una pioggia di rugiada. Riva. Pirlo ancora per Riva. Totti. Francesco Totti. Per il Cume prova un tiro impossibile. Zambro. Dino Baggio. Vai Dino, bravissimo Dino per il Zambro. Veneziano stacca. Niente. Pirlo. Totti. Persa palla ancora. Bravo Baresi, Mancini. Totti
Totti la perde. Un po' stanca l'Italia. L'azione personale, dicendolo sono sicuro che cercherà un'occasione e qui prende Ma dov'è il chiaramente fallo? Ma l'avversario, dunque dai. punizione. Fallo inesistente a mio modesto parere. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Andrea. No, la perde Andreone. Riceve in area. Bravissimo. Mamma Zambro grande. Rischioso. Mamma come gioca la Serbia, ragazzi. Non usciamo più. C'è il fischio dell'arbitro Va bene. e fallo. Non l'avevo capito questo, ma va bene. Lo accettiamo. Mihailovic. Buono, vai Mancini. Il Mancio cerca di involarsi. Mancini prova una cosa impossibile, ce la fa. Mancini, assist sublime per Veneziano. Veneziano per la doppietta. Non ci credo, miracolo del portiere. Brutto errore questo del Kuma, era un gol sicuro. Cosa aveva fatto Robertone? Peccato, ma comunque siamo sempre in vantaggio. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Hanno ragazzi, mostrato Totti. spazi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio. Dovranno mantenere questo ritmo nella Che ripresa. sfiga, veramente sono scioccato Ha un gol nell'errore di margine sui Veneziano. avversari Perché... e tutto il secondo tempo per cercare di allungare il vantaggio. Si riprende con il secondo tempo. I Dai, giocatori raga, devono dai. continuare a fare la loro partita e pensare di essere ancora sullo 0-0. Nessuna delle due parti può allentare la concentrazione proprio adesso. Occhio, ai ai ai. Trova il compagno in ottima posizione. No, non è mai rigore. Vediamo che succede. È un momento cruciale. Scandaloso. 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 Arriva il direttore È giallo per tecnico, Ferrara. scappa Non ho parole. la munizione prevedibile. Vai L'azione Pagliuca. regolare c'è, secondo Pagliuca l'arbitro. contro Sinisa. I giocatori vogliono negoziare in qualche modo, ma non so. Gol di Mihailovic. Pareggia la Serbia. Pareggia la Serbia. Nonostante la pressione è stato perfetto e non ha sbagliato. Un rigore Adesso coraggioso, l'errore di sul Veneziano confronto pesa sembra come un Stopemmo film di l'avrebbe Fassbinder. parato Veneziano. Si ricomincia da una calcio di punizione per l'Italia. Qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro. Il cartellino lo aspetta. Abbiamo la maledetta di Pirlo. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. La partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Mamma mia, solo volta una punizione. Il Cume. Doccia veramente gelata. Stiamo dominando. Zambro. Entra in aria. Decide di non Bisogna rischiare. fare dei cambi, ragazzi. Oliva non mi convince. Mettiamo Rivera. No. E Bobo Vieri. Proviamole tutte. Veneziano, quell'errore l'ha un po' bloccato a mio parere. Dunque, rimessa laterale. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. C'è anche il Adesso Cume non dobbiamo felicissimo. verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. C'è un doppio cambio. Totti. Con due Lo uomini metti in mezzo. difensivi Vieri! contemporaneamente, No. il loro sistema di gioco subirà qualche modifica. Cazzo, quella Serbia Ecco dovevamo pallone in vincere, avanti. però. Credo che questa sia la prima volta che provano ad Non ci attaccare per le credo. centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Ok. Dino. No, Dino Baggio. Errore scandaloso di Dino. È riuscito a passare. E c'è fallo. Siamo in difficoltà, ragazzi. Si riparte Siamo in... da Oddio, calcio Ferrara d'angolo. espulso. Ciro espulso, Ciro espulso. E il gioco sta diventando un po' troppo maschio. L'arbitro dovrebbe Espulso prendere in Ferrara, mano la ragazzi, situazione tracollo italiano. con più punch. E Mihailovic punisce. Doppietta di Sinisa. Tutta l'emozione del pallone, tutta l'arte dei giocatori. Questo è un gol stupendo, stupendo. Sono di nuovo in vantaggio. Crollo per l'Italia dopo il gol di Veneziano. Non ha mancato il raddoppio. Siamo in 10 e perdiamo. Sembra finita. Rivera. Il Conducono Mancio. con una rete in più degli avversari. Beh, l'inerzia della partita è cambiata. Incredibile quello che succede a Belgrado. In una bolgia. Visto come stanno giocando. Mancini. Calcio d'angolo. Rapido qui il difensore.
Ferma il cross ma concede l'angolo. Mamma mia che pesante questa sconfitta se arriva Mancini. Vieri. Bobo traversa. Incredibile traversa. Traversa di Bobaldo. Traversa di Bobaldo. Dino Baggio. Non ci credo. Traversa di Ha fatto Bobaldo. bene in questa occasione. Deve continuare così. Sta a loro dare il massimo in questa fase. Tutti in avanti, non ha nulla da perdere l'Italia. Assolutamente. Sconfitta pesante questa se arriva. C'è la palla lunga in avanti. Ferrara ha fatto solo disastri oggi. Comunque attenzione, mamma mia. Palla intercettata. Pirlo. Inventa la Pirlo. Prova a velocizzare Cecco. il gioco Non con ci la arriva verticalizzazione. Cecco. L'Italia affronterà questa partita dopo la sconfitta rimediata nell'ultimo turno. Ai, stanno correndo rischi davvero. Se la sconfitta consecutiva, oh cazzo, siamo in crisi allora. Spazi, Paolino Maldini. Maldini, palo Totti. Miracolo su Totti, non ho parole. Ancora palo. Gli manca qualcosa. E miracolo su Totti a botta sicura, incredibile. Totti! No, incredibile, incredibile. Ha colpito di testa ma la palla è uscita di poco. Un bel Incredibile. colpo di testa. Ottimo tentativo. Incredibile. Stiamo dominando in 10 e comunque perdiamo. Però il problema è che abbiamo dei buchi incredibili. Ecco il tiro. Gol della Serbia tra Darko Kovacevic. E non poteva mancare un'occasione del genere. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. Due sconfitte La difesa poteva consecutive. marcarlo molto meglio. E ora ci sono due gol a dividere. Immeritatissima comunque. Possibilità di Vieri. tiro. Totti, niente da fare, non entra una. Non entra mezzo. Occasione per il contropiede. Maksimovic. Ci rischiamo veramente il tracollo. Kovacevic ancora. Riceve in otto. Kovacevic. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Esce Dejan Savicevic. La Serbia ha effettuato Mamma mia, un scoppola contropiede. Sono mostruosa stati al rapidissimi Maracanã. nel trasformare una palla recuperata in un gol. Ambizioni di vittoria della Superlega veramente spaccate in questo momento. Pressoché incolmabili. Vieri. I rapporti di Vieri. forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Non mi aspettavo proprio sul tracollo. Rivera. Dino Baggio. Tutto quello che possiamo sbagliare abbiamo sbagliato. Così è sfumata. Sconfitta atroce. La classica sconfitta atroce. Milenkovic. Maksimovic. Riceve un pallone interessante. Ora Savic. Palla in profondità per il compagno. Vlahovic. Recupera Pirlo. Dino Baggio. Totti. Vieri, proprio una cosa su Maldini, anche bella Maldini anche in avanti, tutti in avanti, via. Ottimo disimpegno, fondamentale. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Finisce qua. E c'è il vuoto del pubblico, si chiude la sfida. Tracollo azzurro purtroppo. Non hanno molto da recriminare, bisogna dirlo, hanno dato il massimo. L'Italia sprofonda il quarto posto a -4 dalla Danimarca e ragazzi, le due scandinave stanno dominando la Superlega, incredibile. Italia-Argentina alla 17esima, siamo contro il più grande giocatore della storia del calcio, Diego Armando Maradona. Ok, squadretta scarsa, non gioca neanche Maradona, incredibile. Meglio. Viene distrutto. Qua mettiamo, proviamo Del Piero, diamogli sempre chance ad Alessandrino. Mancino mi è piaciuto, mettiamo Demetrio. Baresi mettiamo Cannavaro. E andiamo. Però siamo a -4 adesso. A -4 tra la Vetta e Danimarca e Svezia, le grandi sorprese di questa Superlega con tutte le squadre che ci sono.
le due scandinave sono in testa. Questa è una di quelle giornate in cui purtroppo non si può fare affidamento sul tempo. Italia-Argentina con Maradona e Batistuta in panchina. La pioggia prevista per la serata non sembra comunque preoccupare tanti supporter giunti fin qui, che come potete sentire dai certo con le big facciamo bene che l'Argentina è molto indietro rispetto alla forza della squadra, che insieme al Brasile forse sono le due top. Faccia onore al loro entusiasmo. E questa è una struttura a dir poco superiore. Ragazzi, Gattuso, comunque quando c'è Gattuso si sente la differenza. Totti, Gattusino, veneziano, la dà Gattuso, veneziano! E come con la Serbia, subito gol del Cume al 6° minuto stavolta. Speriamo non porti sfiga come con la Serbia. Grazie. Assist sublime di Gennaro Ivan. L'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. 4-1 pesantissimo però. Con la Serbia non è capacito. Redondo. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Richelme, Zanetti. Zanetti. Diego Pablo Simeone. Richelme. È in ottima posizione. Mamma mia. Zambrotta. Stava combinando grossa. Gattusino che ha fatto un assist bellissimo per il Cuba. Veneziano, geniale. Totti ancora più geniale per il Cume, vuole fare il 2-0, stavolta non deve sbagliarlo. Non ci credo, la strana parata, raga. Pirlo. Albertini prova la bomba. Demetrio, mamma mia. La gioca in profondità. Richelme. Redondo. Mostrano un buon controllo del gioco. Messi. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali. Il punteggio è quindi di 1-0. Bravo Zambro. Lotta Gatto. a perdere equilibrio. Veneziano Totti. L'Italia è reduce da una sconfitta maturata anche a causa della situazione di inferiorità numerica. Sì, però ingiustificabile così. Redondo. Richelme. Messi. Nesta. Gattuso. Veneziano. Totti. Totti un po' lento, Cume recupera bene. Vede Alex. Tocco preciso. Ancora il Cume recupera. Zanetti. Deve fare il secondo, ce lo siamo mangiati ancora, sempre con Veneziano. Bravo, Cume di cuore. Va a avanzare l'azione con il lancio. Roba nostra. Gatto. Totti. Del Piero, bellissimo assist per Totti che oggi non sta giocando benissimo, Cannavaro. Albertini. Cannavaro. Totti. Ancora Totti che la perde malissimo. Nesta. Stiamo dominando. Gattuso. Ottimo disimpegno, fondamentale. C'è l'opportunità per il contropiede. Attenzione Lionello. E Cannavaro ancora fenomenale. Per Albertini. Totti. Vede Alessandrone del Piero. Vai Alex. Svegliati Alex. Alex! Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Totti. Zambro per Nesta. No, Nesta non può tirare. Totti. Niente. Dominio totale, ma non riusciamo a fare il secondo gol. Paolo. Canna. Nesta. Totti. Bellissimo tacco. Veneziano si gira benissimo, mamma mia. Qualcuno ha fatto un numero d'alta scuola. Una parata eccezionale. Pirlo. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno si accompagna. Attenzione del Piero. Non si crede. Anche del Piero comunque non siamo fortunati, raga. La allontana con forza. 1-0. Il primo tempo finisce qui.
Finiscono così 45 Grande minuti partita, di ma solo un gol di vantaggio. non certo avara di emozioni nonostante ci sia un solo gol a referto. La squadra Entra sta giocando Maradona. bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi. Entra Diego Nessuna Armando paura di e mo' so tentare l'azione cazzi. personale. L'Italia ha un gol di margine Neymar, sull'avversario Messi. tutto il secondo tempo per cercare di allungare il vantaggio. Già in azione Vai, con la Zambro. seconda parte di questa gara. Gattusino. Si trovano a dover amministrare un vantaggio Totti. di uso. Totti sbaglia, Tottino sbaglia. Decidono di giocarla all'indietro. Totti oggi non c'è. Mettiamo Rivera e Pippo Inzaghi per Del Piero. Anche Albertini così così. Mettiamo Dinone Baggio. Otamendi. L'Argentina arriva a questa partita calcio Ma di dai, punizione. madonna, mi fischia tutto. Ammonito Zambro. Redondo. Armando, Diego Armando. Palla filtrante per Messi. Prova Ottimo. a verticalizzare. Attenzione Pippo. Controlla la palla, Super inizia ad Pippo. accelerare. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Bravissimo, un extra oggi sublime. Noto marcature asfissianti, non si concede niente. Rivera. È inevitabile che facciano il tutto per limitare Rivera il vede gioco, Pippo. marcando chi è capace Pippo. di mettere i compagni davanti. Pippo alla per il porta. cume di sinistro, non ce la fa. Pippo la recupera. Pippo. Filippo Inzaghi. Super Pippo Inzaghi 2-0. Saltamento nell'olore. Quando entra segna Super Pippo. Gol di grande opportunismo, sfruttando il flipper che si era creato. Classico gol di Inzaghi. E lui li ha puniti. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. La gara Ottimo. sembra aver imboccato una direzione precisa. Ottima Italia, ottima Italia. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Italia sul velluto, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Prova a lanciare il compagno. Rivera per Ecco il Pippo. filtrante per Filippo Inzaghi. Pippo non molla niente, Pippo non molla niente. Entrata in scivolata da manuale. Sventa la minaccia. Otamendi. Super Pippo Lungo non pallone in molla. avanti. Cannavaro. Nesta. Paolone d'Oro Maldini. Paolone d'Oro Maldini. Dino Baggio. Cannavaro. Sembrano Dino. aver eretto un muro in difesa. Pippo. Ma Non si Pippo fa cogliere sbaglia. impreparato, interrompe l'azione avversaria. Provano a ripartire da dietro. Otamendi. La spinge in avanti. Dai ragazzuoli. Grandi. No! Ci mette il fisico e conquista il pallone. No. Calcio di punizione. Ma dove? Ma dove? Entra Battistuta, Maradona. Roba nostra. Gattusino. Il cume per Pippo. Filippo Inzaghi ha già assegnato in questa partita. Pippo, bellissimo Può rispettare Pippo. lo scatto. Veneziano. Compagno, no, la toglie Il dalla porta. cume fa bei gol ma anche cagate Viene assurde. tempestivamente. Devo vincere il capocannoniere, il cume non puoi ciavarti tutti sti gol. Rivera. La Veneziano dorme. C'è Messi. Ha la possibilità di andare verso la porta. Messi. Grande Nesta. Gattuso. Lungo passaggio in avanti. Maradona. Battistuta. Bati. Prova a giocarla in profondità. Grandissimo Interviene intervento. senza pensarci due volte. Paolo. Maldini. Dino.
Dai, che stiamo da casa una vittoria comunque importante dopo il tracollo a Belgrado. Rivera, Pippo. Riceve un pallone Veneziano sbaglia. Fallaccio su Puma. Posizione interessante e manca poco al termine. Posizione invitante, potrebbe Pirlo. anche provare una conclusione diretta. Questa è proprio la sua posizione. Pirlo Bello. ha provato il tiro forte ma non ha trovato lo specchio della porta. Finisce qua 2-0, buona partita. Non c'è più tempo. Una vittoria convincente. Buona partita, dai, buona Una partita. prestazione fantastica da parte di tutta la squadra. La Danimarca vince sempre, ragazzi. Siamo secondi a 4 punti dalla Danimarca, ragazzi. Deve essere un campionato senza un senso logique, sinceramente. E si chiude con Repubblica Ceca. Se dovesse ce n'è un'altra, teoricamente. Nedved contro Paolone. Se c'era Nedved. Mancini distrutto. Entra Dino Baggio, Rivera buono. Tutto buono. Nesta te stanco. Mettiamo Cannavaro. Gattuso, mettiamo Demetrio. Abbiamo un Totti super in forma che lo voglio sfruttare. Ok. Siamo contro Schick, Rosicki, Nedved, non c'è Koller. Schick era uno dei capocannonieri, mi sembra anche. Dai, un'altra vittoria sulla Danimarca, ragazzi. Una roba incredibile, la Danish Danimark. Vai. Buon pomeriggio, è il vostro Fabio Caressa che vi parla, pronto a raccontarvi Czech questa sfida Republic minuto per versus minuto. Italy. L'incontro di oggi ha tutte le carte in regola per rivelarsi spettacolare. Peccato solo che il tempo sembri volerci mettere i bastoni tra le ruote. Secondo le previsioni a nostra disposizione esiste solo un 50% di possibilità di pioggia. Che bello. Ma a essere sincero, e guardandomi intorno, mi sa che chi se... Schick! Bravo Schick. Non è riuscito a metterla Schick dentro. scatenato. La Repubblica Ceca ha portato tanti uomini in area di rigore, non sono comunque riusciti a realizzare. Occhio. Nessuno arriva sul cross. Battuta lunga, nessuno ci può arrivare. Vai. Paolone. Maldini. Grande Maldini, grande Maldini. E Totti, sublime, la recupera e la riperde, molto bene. Tutto molto sublime la cosa. Questa squadra è in grande sofferenza, per usare un eufemismo. Perde da almeno 5 turni di fila e non sembra attualmente in grado di invertire la tendenza. Beh, se non vinciamo contro una squadra che ne perde 5 di fila me ne vado, eh. Rosicki. La mette sulla sinistra. Cercano spazio allargando il gioco. La Repubblica Ceca ha un'impostazione di gioco ben precisa che cerca di sfruttare al massimo le Baracca, fasce laterali. attenzione, Sì, in la effetti Repubblica Ceca che si sta svegliando proprio contro di noi. Esatto, hai ragione, e cercano di sfruttare tutta l'ampiezza del campo per disunire Sveglia la Cume difesa e sveglia avversaria Italia, vai. e per creare pericoli Dino. partendo dalle fasce con i cross. Veneziano fa un bel numero qua. E la perdiamo, Si fa trovare Totti. sulla traiettoria E la sventa perdiamo. un'azione rischiosa. Baracca. Che l'allenatore fa Recuperiamo una lasciare palletta, una mi basta, una cacchio di ball, di ball. L'Italia finora non ha mai tirato in porta. Benissimo, no? Tocco morbido. Perché Ceca si sveglia proprio oggi, benissimo. Perché Ceca sembra il Brasile del 70, cioè non so. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Contrasto irregolare e dunque calcio di Fallo un po' punizione. regalato, bravo Vieri. Pirlo. Paolo. Maldini. Dino. Albertini. sul pallone. Totti. Bellissima azione ed è gol. Grandissimo assist di Totti e Dino Baggio la sigla. Dovrebbe essere il secondo o terzo gol di E non Dino. poteva mancare un'occasione del Bravi genere. Hai ragazzi, seguito bravi. un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio.
1-0 dunque. Sempre Odino, un gran giocatore. In corsa, provare a prendere le distanze con un'altra rete appena possibile. Scodella in Subito avanti. Repubblica Ceca prova a reagire. Ha spazio per affondare. Mamma mia che cagatissimo. È calcio d'angolo. C'è il colpo. Grande Buffon. Il suo per evitare il gol. No, Totti. Cerca di Ok. far avanzare i suoi con un pallone Vieri interessante. molto lento, Bobaldo. Rosicki. Kaderabek. Schick. Incredibile Patrick Schick. Era difficile. Incredibile. Perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto È arrivare. la Superlega di Schick, signori. Fa già ridere così, veneziano. Schick. Incazzatissimo l'Italia. A disposizione ha realizzato il quarto gol. Totti. No, 4 gol allora. Veneziano! Palo. Colpisce. Vieri. Palo del Cume, incredibile. Totti comunque fa degli assist, ragazzi. Cioè. Palo del Cume, scioccante. Mamma mia, ragazzi, che sfiga. Kaderabek. Gioca con un pallone lungo. Non possiamo vincere contro una squadra che ne ha perse, ripeto, 5 di fila, per piacere. Se vogliamo la Superlega, che sono vittorie scontate. Decidono di giocarla all'indietro. Kaderabek. Kaderabek. Si guarda intorno. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Dai, Fiore, dai. Ha la possibilità di andare verso la No. porta. Calcio di punizione Fallo. per l'Italia. Ah, ok. Albertini. Pirlo. Dino Baggio la sbaglia malissimo anche. Ottimo il fraseggio. Totti. Totti. Vieri. Può andare alla conclusione. Lento, Vieri lento. Il guardalinee Primo alza tempo la per me è bandierina. andato. Sarà rimessa con le mani. 1-1 Dino Baggio e Patrick Schick. Mi sembrava che sia fatto più gol. Il tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio. Esce Vieri. Entra C'è Rivera. perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Eccoci nell'intervallo della partita. Finora è stata davvero intrigante. Speriamo di continuare a divertirci anche nel secondo tempo. Punteggio al momento sull'1 pari. Vai ragazzi, per portare a casa sti benedetti 3 punti. Rivera. Pirlo. Pirlo. Conclusione. Male, male, male. Scusate ragazzi, un vaneggio. Pallone morbido verso la fascia. Dai però. Ribalta il gioco sull'altra fascia. Prova a velocizzare il gioco Bisogna con la vincere, verticalizzazione. per piacere. Lungo passaggio in Guarda avanti. quante cappelle che facciamo. Red non si è neanche visto Barak. oggi. Pallone lungo in verticale. Palla tra le linee. Grande Baresima, veloci. Rosicki. Siamo già al Non riesce a 55esimo. seguire Dino Boban. Baggio. L'idea del passaggio è Rivera. giusta. Ora i ciechi. Veneziano. Bell'intervento. Ancora. È un dominio. Paolo. Occhio alla conclusione. Rivera. Gianni. Si sveglia Il Gianni. momento migliore per andare in Oh. vantaggio. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? Grazie Rivera. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. Mamma mia, Gianni l'ha messa. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Sì, una Chi sofferenza altro atroce. poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. C'è il dai No, e vai. bravissimo. Devono Paolo. pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Totti. Totti per il Cume, che però è stanco. Pubblica Ceca in difficoltà adesso, stanchissima anche, Rimessa in gioco dunque. anche i ciechi. Albertini. Passaggio intercettato. Fallo. L'arbitro ha Boh. ravvisato un'irregolarità. L'arbitro vede un'irregolarità. È rigore.
7 minuti, ti prego, andiamo a casa, Beppe. Lancio lungo del portiere. Albertini. C'è la palla lunga in avanti. Veneziano. Vediamo se può capitalizzare. Totti sbaglia. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. La mette sulla sinistra. Pochi minuti o addirittura secondi e sarà finita. Attenzione, bravissimo. Vai Totti, vai Prova a Cecco. cambiare la situazione Cecco, con una Cecco, giocata in avanti. Cecco per chiuderla. Cecco. Check. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. 2 minuti. C'è il lungo pallone in avanti. Baresi con l'intercetto. Rivera. Veneziano. E trova il Totti. compagno. Bravo Totti, Veneziano. Male. Come fa il primo gol subito e dopo boh. E ora Pirlo. vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Libera al momento giusto. Albertini. Dino Baggio. Rivera. Colpisce verso la porta. Un passaggio a Cech. Finisce qua però, dai. Nell'estremo difensivo. Oh yes, bella vittoria. Dino Baggio, Rivera, chic per la Czech Republic. Tagliatura, appena un gol di differenza tra le due squadre. Alla fine Buono, credo buono, sia un buono. risultato meritato. La Danimarca crolla con l'Argentina, ragazzi. Si torna sotto 34 Danimarca, 33 Italia, 33 Germania, 32 Francia, 30 Svezia e Argentina che in ripresa. Mamma mia, campionato bellissimo. Andiamo a vedere le classifiche goleador e assistman. Abbiamo il Cile. Classifica assist, Totti al comando con Haaland, Simonsen e Toni Kroos. Nella classifica goals abbiamo Veneziano primo con Sonker, scusate, con Sonk e Nordalot, Messi, Makai e via via tutti gli altri. Raga, un saluto nel comandone Veneziano. Ciao!